I retroscena del Napoli continuano a muoversi a tutto gas. E ancora una volta il club dimostra di avere fame da gigante nel mercato internazionale. Dopo aver conquistato il tanto sognato scudetto e ottenuto un posto in Champions League, il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole solo partecipare, vuole competere per vincere. E l'obiettivo del momento arriva direttamente dal Paris Saint-Germain, Lee Kang-in. Il talentuoso trequartista sudcoreano è finito nel mirino della dirigenza azzurra. Lascia subito un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella. Perché il progetto del Napoli per la prossima stagione sta prendendo forma, e lo sta facendo con grande intensità. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli, avrebbe già avviato i contatti con l'entourage di Lee Kang-in per esplorare la possibilità di un trasferimento in Italia. Il giocatore, attualmente in forza al PSG con contratto fino al 2028, non avrebbe intenzione di rinnovare alle condizioni attuali. Guadagna circa 2 milioni di euro a stagione e si aspetta una valorizzazione. Qualcosa che il Napoli sarebbe disposto a trattare, offrendogli un ruolo da protagonista e visibilità nel progetto europeo del club. Lee, capace di giocare sia come ala destra che come trequartista centrale, si adatta perfettamente al profilo tecnico-tattico che il Napoli cerca per costruire un attacco più dinamico e versatile. Questo movimento rafforza la strategia del Napoli di puntare anche su talenti asiatici, con un forte richiamo sia sportivo che mediatico. Non è un caso se il nome di Lee Kang-in fa subito pensare all'acquisto di Kim Min-jae, che è stato un vero successo al centro della difesa prima di passare al Bayern Monaco. L'obiettivo è chiaro, replicare lo stesso impatto, dentro e fuori dal campo. E non si tratta solo di marketing, Lee ha qualità, visione di gioco, un buon tiro dalla media distanza e ha già dimostrato maturità giocando ad alti livelli in Ligue 1 e nel PSG. Sarebbe un rinforzo strategico. E un altro tassello importante in una squadra che potrebbe contare anche su nomi come De Bruyne, Frattesi e perfino Darwin Núñez, secondo le ultime indiscrezioni. E ora vogliamo sentire voi, tifosi del Napoli, approvate l'acquisto di Lee Kang-in? Pensate che possa ripetere il successo di Kim Min-jae e diventare una pedina fondamentale nel progetto europeo del club? Scrivetelo qui sotto nei commenti, perché qui sul canale la voce dei tifosi conta e come. E ovviamente, un super thanks a tutti voi che seguite i nostri video. Continueremo a monitorare ogni passo del Napoli in questo mercato che si preannuncia storico. Alla prossima, e forza azzurri!